Papa Francesco, non abituiamoci alla guerra, la pace è possibile e doverosa. Chi governa non mostri muscoli ma ascolti la gente. Nuovi attacchi all'alba su Kiev, battaglia finale a Mariupol, scaduto l'ultimatum di Mosca, fonti ucraine, la Russia prepara lo sbarco dal mare. Gli auguri del Presidente della Repubblica Mattarella al Santo Padre, calpestati i diritti umani, manteniamo viva la speranza. Il Premier Draghi, giusto mandare armi all'Ucraina, noi dalla parte degli aggrediti e sul governo abbiamo fatto tanto insieme, avanti, uniti. Tensione a Gerusalemme, nuovi scontri sulla spianata delle moschee, interviene la polizia, la messa nella Basilica del Santo Sepolcro. La storia di Roxana da Leopoli, accolta con figli e nipoti da una famiglia italiana, noi travolti dalla solidarietà ma il nostro cuore è rimasto lì. Dal mare alle città d'arte, milioni gli italiani in vacanza, lunghe file, molti gli stranieri ai musei e parchi archeologici, anche vento e freddo in questi giorni di festa. Buongiorno e buona Pasqua dal TG1, una festività che quest'anno cade nel 53esimo giorno della guerra in Ucraina con i bombardamenti russi che non si fermano e il dramma del conflitto è stato al centro delle parole di Papa Francesco durante le celebrazioni e i riti della Settimana Santa fino alla messa e alla benedizione Urbi et Orbi di questa mattina. La pace è possibile, la pace è doverosa ed è una primaria responsabilità di tutti, è stato il grido del Pontefice. Chi governa non mostri i muscoli, ha aggiunto, ma ascolti il grido di pace che viene dalla gente. Ma andiamo subito in diretta a Piazza San Pietro dove c'è Ignazio Ingrao. Ignazio. Anche i nostri sguardi sono increduli in questa pace.